Arrestata la 57enne che ieri pomeriggio a Mosile di Piave ha perso il controllo della sua auto a causa di un malore scontrandosi con un'altra vettura. Si è spenta questa mattina all'ospedale. I vigili del fuoco hanno recuperato un camion caduto nel Canal Salso a Mestre, sequestrato dal servizio di sicurezza stradale della polizia locale di Venezia. Il mezzo risulta essere stato rubato. Il forte vento ha rischiato di far finire a terra un'installazione della Biennale in Campo San Stefano a Venezia. Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l'opera. Conto alla rovescia per l'entrata in vigore del contributo d'accesso. Il 25 aprile saranno molti i comitati e le associazioni pronte a manifestare la loro contrarietà. Meno 5 giorni alla visita del Papa a Venezia. In piazza San Marco si allestisce il palco per la messa e si preparano i varchi e domenica al passaggio del pontefice l'omaggio del mondo della voga con l'Alzarelli. L'ULSS 3 Serenissima presenta un nuovo corso di laurea in infermieristica che oggi ha obiettivo colmare la carenza di professionisti e dare la possibilità ai giovani di formarsi vicino casa. Il Museo delle Civiltà di Roma ha ricevuto un prezioso contributo da parte dei Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, che ha consegnato 2 importanti reperti archeologici. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli con le principali notizie di oggi, ma come sempre il martedì in primo piano il nostro sondaggio di questa sera, che è dedicato all'entrata in vigore da parte del a partire dal 25 aprile del ticket di ingresso per accedere a Venezia con obbligo di presentazione. Ecco quindi che vi chiediamo di esprimere il vostro parere su questo tema. Venezia al via il ticket d'ingresso, è giusto? Se per voi lo è, fate una chiamata allo 0422 162 6691, se per voi invece non è giusto chiamate lo 0422 162 6690. L'esito del nostro sondaggio andrà in onda come sempre nell'approfondimento di prima serata Ring in onda a partire dalle 21. Ed ora la cronaca che purtroppo deve registrare una tragedia che si è verificata a Mosile di Piave. Non ce l'ha fatta la 57enne che ieri pomeriggio ha perso il controllo della sua auto a causa di un malore, finendo per scontrarsi con un'altra vettura. La donna si è spenta questa mattina all'ospedale. Si è spenta nell'ospedale di San Donà di Piave Loredana Corona, 57enne di Campalto, all'indomani dell'incidente avvenuto lungo la Triestina a Mosile di Piave. Uno schianto frontale lunedì pomeriggio a causa di un malore della donna, molto probabilmente un ictus proprio mentre era alla guida della sua auto poco prima del Ponte della Vittoria in direzione San Donà. Ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro un'altra auto che era diretta a Mosile. Nell'impatto è rimasta coinvolta una terza vettura che ha tamponato le altre 2 ferme in mezzo alla strada dopo lo scontro. Ferite lievemente le donne al volante delle 2 auto. Poco dopo l'incidente era stato allertato anche l'elisoccorso, ma alla fine Loredana era stata trasferita e ricoverata nell'ospedale di San Donà di Piave. Il suo cuore però si è fermato alle prime luci dell'alba. Loredana, bancaria di Campalto, lascia una figlia. Intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale questa mattina poco dopo le 8 in via Pepe a Forte Marghera per un camion caduto nel Canal Salso. Il mezzo, un furgone di tipo telonato, potrebbe essere stato parcheggiato senza il freno a mano tirato e quindi è scivolato in acqua a causa delle forti raffiche di vento. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta dai risultati delle ricerche compiute per ora dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Mestre. I sommozzatori hanno imbragato il camion che è stato issato con l'autogru arrivata da Treviso e messo a disposizione della polizia locale. Il mezzo che poi l'ha posto sotto sequestro perché risulta rubato. Non si esclude che possa essere finito in acqua già lunedì in seguito ad un incidente stradale. Ed il forte vento di questi giorni ha rischiato di danneggiare un'installazione della Biennale Arte posizionata in Campo Santo Stefano, realizzata da un'artista bosniaca e che ha rischiato di cadere a terra. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, sono giunti i vigili del fuoco per mettere l'opera in sicurezza. Con una scala hanno distaccato del tutto l'installazione in parte già divelta. Le operazioni di rimozione da parte dei pompieri sono terminate dopo circa un'ora.
Conto alla rovescia per l'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia. Sono molti i comitati e le associazioni che si preparano a manifestare la loro contrarietà a questo provvedimento fortemente voluto dalla Giunta Brugnaro. Il ticket d'accesso viene definito sistema di gestione dei flussi, niente di più falso, non gestisce nulla, non gestisce i flussi, i turisti arriveranno in grande quantità e non saranno certo i 5 euro a scoraggiarli. In più non pagheranno 5 euro quelli che vogliono andare nelle isole. Le perle della nostra laguna saranno quindi attaccate da orde di turisti che giustamente vorranno entrarci, che giustamente intaseranno i nostri trasporti e metteranno ancora in più in difficoltà i cittadini delle isole e di tutta la città. Ecco perché il 25 aprile, giorno in cui entrerà in vigore la fase sperimentale del contributo d'accesso per Venezia, l'opposizione, le associazioni, i comitati e molti cittadini manifesteranno il loro dissenso verso questa misura. Il fronte del no al ticket d'accesso è un fronte molto ampio, fatto di associazioni, movimenti, comitati, cittadini, insomma tanti che dicono no a una misura che limita la libertà delle persone, che tocca la privacy, che tocca quelle che sono le modalità normali di vita in una città. No, è un no molto ampio, di un fronte così ampio che è un fronte sostanzialmente contro la Giunta Brugnaro. Diventa un fronte cittadino che è un fronte di liberazione cittadina di fronte a quello che è la politica tenuta in questi anni relativamente alla casa, alla sicurezza, al vivere quotidiano, al welfare. Insomma, nel ticket ritroviamo tutti i problemi che questa giunta ha creato in tutti questi anni. Sono varie le iniziative che potrebbero mettere in allerta amministrazione e forze dell'ordine sul fronte della sicurezza e varie le motivazioni. Il Comune vuole contingentare gli ingressi dei turisti. Noi invece vorremmo che il Comune si occupasse di più di residenzialità. Come si fa a contingentare gli ingressi? Per esempio limitando il fenomeno delle affittanze turistiche, cercando invece di dare più spazio ai residenti o a coloro che comunque vogliono avere casa a Venezia. Oltre alla manifestazione contro il contributo organizzata da Associazione Sociale per la Casa, Tutta la Città Insieme, Forum per Mestre Venezia, con l'adesione dei No Grandi Navi, comitati Danni da Movida e Waterfront, ci sarà la sfilata di Ampi, mentre il Circolo Arci Veneto distribuirà ai turisti una sorta di passaporto simbolico anziché il ticket richiesto dal Comune. Non funzionerà nulla, nel senso che non è una misura che questo Comune doveva adottare per contingentare gli ingressi. In piazza San Marco fervono i preparativi in vista della visita di Papa Francesco con la Santa Messa che il Pontefice presiederà domenica. Iniziate le operazioni di allestimento dei varchi, il montaggio del grande palco dove sarà posizionato l'altare e del ponte di barche che collegherà la Salute a San Marco. Venezia si prepara all'abbraccio con Papa Francesco in piazza San Marco, dove verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal Santo Padre alle ore 11 di domenica, momento culminante del passaggio in laguna del successore di Pietro. Fervono i preparativi. Il piano di sicurezza messo a punto sarà sobrio e discreto, visivamente poco impattante, ma con uno sforzo e un impegno massimi. Ci saranno 5 varchi per accedere alla piazza, tutti dotati di metal detector, e da lunedì sono iniziati i lavori per l'allestimento del grande palco, dove verrà posizionato l'altare sotto al Museo Corer, e delle strutture, compreso il ponte di barche che dalla Salute arriverà a San Marco per il passaggio del Papa. Forse già stasera o comunque nelle prossime ore arriverà a Venezia dalla Santa Sede il mezzo elettrico, una sorta di Papa mobile, dove Francesco salirà per attraversare il ponte accompagnato dai giovani e per arrivare in piazza San Marco. In caso di pioggia non sarà possibile per i fedeli entrare in piazza con ombrelli, rigorosamente vietati per ragioni di sicurezza, come già avviene peraltro in occasione della cerimonia delle lauree di Ca' Foscari a San Marco. Nel caso in cui invece fosse prevista una quota di marea anche minima, ma sufficiente a bagnare la piazza, punto più basso della città, sarà attivato il Mose. E poi l'annuncio di una piccola sorpresa: il passaggio del Papa sarà salutato dall'Alzaremi, omaggio veneziano delle Rimiere e del mondo della voga alla Veneta.
in occasione della visita di Papa Francesco a Venezia, garantendo il rispetto del dispositivo di sicurezza imposto, il mondo del remo, le remiere e gli appassionati potranno salutare il Santo Padre nel modo veneziano più tradizionale, con un alzaremi. Per motivi di sicurezza non sarà possibile accompagnare il Papa durante la breve navigazione, ma attenderlo nello specchio d'acqua antistante i magazzini del sale in Canale della Giudecca. Un riconoscimento che Venezia ha riservato in passato anche agli altri pontefici in visita alla città, un onore che concede ai suoi ospiti più illustri. Al suo passaggio dare il benvenuto appunto con un alzaremi collettivo. Pertanto a quanti a bordo delle tipiche barche a remi veneziane vorranno partecipare al saluto, informiamo che il raduno è previsto alle ore 9 di domenica 28 aprile per poi attendere il passaggio di Papa Francesco attorno alle 9:30. E quella del 28 di aprile sarà una giornata storica per Venezia, una giornata che Antenna 3 vi racconterà in diretta con un'edizione straordinaria, non stop dalle 7 del mattino per seguire passo dopo passo le tappe del Pontefice in Laguna, dal carcere della Giudecca, l'incontro con i giovani alla salute fino alla Santa Messa in piazza San Marco. Ogni momento della visita del Santo Padre sarà seguito con i nostri inviati. L'appuntamento quindi è domenica 28 aprile a partire dalle 7 del mattino. Ed ancora cronaca, durante un servizio di controllo i carabinieri hanno scoperto lungo il canale di Pellestrina una motopesca con 7 lunghe corde calate in acqua, all'estremità delle quali erano state legate ceste traforate contenenti 1,5 quintali di vongole di mare per un valore commerciale di 750 euro. Il comandante è stato multato per 4.500 euro circa per diverse violazioni, pesca di vongole in mare in quantitativo eccedente la massima quantità stabilita, immersione in acque lagunari di molluschi provenienti da acque marittime pescati in eccedenza, mancanza di documento di registrazione dei prodotti ittici. Le vongole sono state reimmesse in mare per il ripristino del ciclo vitale. Ed ora parliamo di sanità perché l'ULSS 3 Serenissima, in collaborazione con l'Università di Padova, ha presentato un nuovo corso di laurea in infermieristica a Chioggia. In arrivo nuove opportunità per gli aspiranti infermieri grazie alla presentazione di un nuovo corso di laurea in infermieristica dell'Università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto. A partire dal prossimo anno accademico, l'ASL 3 Serenissima, che ha fortemente sostenuto l'iniziativa, attiverà il corso a Chioggia offrendo 50 posti per gli studenti interessati. Oggi con questa iniziativa vogliamo presidiare tutto il territorio in modo tale da offrire questa opportunità, far capire quanto è importante questa professione e dare l'opportunità a chi decide di scegliere questa strada di poterlo fare anche vicino a casa. L'offerta formativa nei corsi di laurea in infermieristica è stata costantemente incrementata negli ultimi anni, passando da 1.200 posti a 1.780 nell'anno in corso. Inoltre il numero degli infermieri dipendenti del servizio sanitario regionale è cresciuto da 22.395 unità nel 2019 a oltre 24.000 nel 2023. Questa strategia non solo aumenta l'attrattività dei luoghi, ma anche la possibilità di fidelizzare giovani laureati alle strutture sanitarie delle realtà in cui si formano. Per noi avere questa offerta formativa è importantissimo, anche perché va a diminuire appunto il pendolarismo dei nostri giovani, meno spese per le famiglie, perché avere un giovane fuori casa costa, e ovviamente avere un potenziale in più nella nostra città. L'annuncio è avvenuto presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale a Venezia, che metterà a disposizione gli spazi del padiglione ASPO, azienda speciale per il porto di Chioggia, già utilizzati durante l'emergenza Covid e di proprietà del demanio. La collaborazione adesso si amplia con una presenza più stabile che è a beneficio sia dei corsisti che potranno seguire dei corsi direttamente nelle nostre sedi per quanto riguarda personale infermieristico, ma anche corsi per, ed è questo l'elemento principale per quanto ci riguarda, per il personale imbarcato, per i naviganti e anche convenzioni per tutti coloro che operano all'interno del porto di Chioggia. L'iniziativa rappresenta quindi un importante passo avanti nell'ambito
nell'ambito dell'istruzione e della sanità, offrendo nuove opportunità di studio e lavoro per gli aspiranti professionisti del settore infermieristico. I Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia hanno consegnato importanti reperti archeologici al Museo della Civiltà di Roma. Sentiamo. Il Museo delle Civiltà di Roma ha ricevuto un prezioso contributo da parte dei Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale. Il comandante del Nucleo di Venezia ha consegnato al direttore del museo 2 importanti reperti archeologici mesoamericani. Il primo reperto è un pendente in oro a doppia figura della cultura del Gran Cloquet di Panama, risalente al periodo tra il 650 e il 1520 d.C., raffigurante 2 guerrieri con insegne da guerra e un lanciadardi, presumibilmente parte di un corredo funebre di un individuo di alto rango, un manufatto di grande valore storico ed artistico. Il secondo reperto è una statuina fittile appartenente alla cultura Nayarit del Messico nord-occidentale, risalente al periodo tra il 100 a.C. e il 300 d.C. Rappresenta una figura femminile inginocchiata, ornata con una collana di grani circolari rossi e un ornamento nasale a forma di mezzaluna. Anche questo reperto faceva parte di un corredo funerario e riveste un significato culturale e storico di notevole importanza. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno portato al recupero di questi reperti insieme ad altri 33 beni di interesse archeologico. Il Tribunale di Venezia ha successivamente disposto la confisca dei beni e la loro assegnazione al Museo delle Civiltà di Roma e alla Soprintendenza di Venezia. È tutto, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Il primo lungo ponte di questa primavera 2024 si avvicina. Ebbene, il tempo ci riserverà ancora un po' di instabilità e il clima non sarà proprio mite. Vediamo il dettaglio di mercoledì 24 aprile. Sul Veneto condizioni di variabilità con cielo nuvoloso ma con qualche schiarita. Saranno probabili precipitazioni a tratti diffuse, a tratti discontinue. Limite della neve intorno ai 1400-1500 metri. Temperature con andamento piuttosto irregolare, minime tra 5 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi con rovesci o temporali sparsi. Sulla costa soffierà vento moderato di bora. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime intorno ai 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà qualche schiarita alternata ad annuvolamenti e con locali piogge. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 14-15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.